Per vedere garantite tutte le ore di assistenza scolastica a nostro figlio, più o meno dovremmo noi famiglia essere lì presenti a scuola fino a febbraio. Anno scolastico nuovo, vecchie consuetudini per la mamma e il papà di Ettore Dal Porto, il bimbo colpito dalla sindrome di Möbius che rende indispensabile al suo fianco la presenza di una persona formata appositamente. Delle 27 ore scolastiche di Ettore, infatti, ben 7 sono a carico della famiglia, che rivela come questa situazione sia dovuta a un ritardo da parte delle autorità nell'organizzazione del servizio. A marzo ci è stato comunicato che sarebbe stata cambiata un'OS, c'era tutto il tempo per gestire la formazione e la contestualizzazione, ma questo non è stato fatto. Abbiamo dovuto mandare una PEC a giugno e dopo questa PEC hanno iniziato a muoversi delle cose, solo che appunto questo ritardo causa il fatto che per contestualizzare le due nuove figure che abbiamo trovato ci vorranno 6 mesi come minimo. Lungaggini che, nella spiegazione della famiglia di Ettore, comportano un ritardo nella formazione indispensabile del personale che deve seguire il piccolo. E così papà Riccardo e mamma Elisa devono darsi il cambio per garantire al bambino la presenza in classe durante le ore di lezione. E proprio la mamma è stata oggetto di una grande dimostrazione d'affetto dei colleghi che le hanno donato molte ore di ferie da poter utilizzare a fianco del suo piccolo. Altrimenti avrebbe dovuto licenziarsi già da un pezzo. Da marzo a giugno non è stato fatto niente, non sappiamo il perché, abbiamo appunto dovuto mandare una PEC a tantissime persone, compreso il garante dei diritti per i minori, e solo dopo questa PEC le cose si sono smosse. La malattia di Ettore è rara, ma la situazione di questa famiglia è simile a quella di tante altre famiglie in Veneto e in Italia, che chiedono solo di poter garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione dei loro figli. La nostra situazione purtroppo non è una cosa singola, una cosa isolata, ma ci sono tante altre persone, altri tanti genitori che hanno le nostre stesse problematiche.